Dopo Omazia, in Val Venosta, 2 località dolomitiche hanno ottenuto il riconoscimento di villaggio degli alpinisti, una rete promossa dall'Alpenverein austriaco che si è diffusa anche in Baviera e in Italia. La parte bassa del comune di Val di Zoldo, in provincia di Belluno, insieme a Zoppè e Cibiana di Cadore, e l'abitato di Longiarù, frazione del comune ladino di San Martino in Badia, Alto Adige. Cominciamo proprio da Longiarù, dove abbiamo incontrato il sindaco per sapere quali caratteristiche hanno consentito al piccolo borgo di acquisire il titolo di villaggio degli alpinisti. Anni e anni che è rimasta la cultura intatta di una volta, dove la gente e i contadini in tutti questi anni, ultimi decenni, hanno lavorato sul sistema anche del passato, non come altri paesi o villaggi limitrofi dove hanno lavorato sul turismo di massa. Qui dentro hanno mantenuto quelle caratteristiche di una volta e anche grazie a questo impegno che il paese di Longiarù è stato nominato paese degli alpinisti o villaggio degli alpinisti. Non è solo una medaglia al petto, diciamo, è un impegno anche per il futuro. Sì, ci sono anche certe regole o criteri dove questi paesi devono mantenere le strutture, devono mantenere un po' il sistema culturale esistente, anche qui l'amministrazione comunale, quando vengono autorizzati dei progetti di estensione di nuovi hotel o di infrastrutture turistiche, dobbiamo anche controllare che siano adeguate a questo paese e a questi criteri, se no può capitare che viene tolto questo nominativo. Quindi poco traffico, assenza di impianti di risalita, turismo sostenibile. Gli abitanti però hanno gradito, magari qualcuno ambiva ad allargarsi, a creare una nuova struttura. Subito erano entusiasti anche il gruppo di lavoro, perciò anche qui vorrei esporre un grande grazie al gruppo di lavoro, alle persone che si sono impegnate e che siamo arrivati a questo grande traguardo. Non è che la gente avesse paura che viene fatto, che non potessero più allargare qualcosa, è solo che deve essere mantenuto qualcosa, anche ingrandito, qualcosa di nuovo, ma che stia bene in questo concetto, in questa meraviglia in mezzo alle Dolomiti.